Michele Lipani lo vedo assieme a Rosario Padovano, seri e fermi sul pezzo entrambi. PDL Portogruaro. Assolutamente no. Benissimo, allora lei ha sentito l'intervento di Antonio Bertoncello, è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa di sabato. Certo che l'attacco di Tabarò verso il Vescovo e verso il Settimanale del Popolo è stato un po' fuori luogo e forse ha rovinato un po' la conferenza stampa. Ma guardi, non è che abbia rovinato la conferenza stampa. Tabarò ha toccato un tasto molto importante che non riguarda solo il Pio X. Il problema è che bisogna smetterla in questa città di tenere al centro come pallino dell'attività politica il cubo, il cosiddetto Dio Cubo, che sta rovinando e ha rovinato Portogruaro. Bisogna smettere di presentare progetti dove al centro esistono solo ed esclusivamente cubi. Nel suo intervento il sindaco, che mi permettete di dire merita adesso l'Oscar per il miglior attore tragicomico, credo, parla di noi che non abbiamo progetti, cioè sulla Perfosfati i loro progetti sono solo di far cubi. Portogruaro merita un altro biglietto da visita per la città. E cosa noi vogliamo per la Perfosfati, lo abbiamo già detto migliaia di volte, non può venire in televisione il sindaco a dire che non abbiamo programmi. I suoi li sappiamo benissimo quali sono, tutti gli altri programmi sono solo migliori dei suoi. E così anche in altri settori, non solo sulla Perfosfati. Senta, la coalizione di centrodestra è unita per Tabarò? È più che unita, è unica, intera, compatta, coesa, non ci sono assolutamente defianze. E se la consulta dovesse dare ragione a Bertoncello sul ricorso invece cambia tutto? Anche su questo discorso dei ricorsi, Bertoncello è dal primo turno elettorale, dopo lo spoglio del primo turno elettorale, che è già in campagna elettorale, perché sapeva che non avrebbe mai potuto governare, che sarebbe stato un sindaco senza consiglio comunale ed alla stessa strega di un re senza regno. Lui doveva per forza venire a patti con la maggioranza politica che aveva vinto le elezioni. Fare i ricorsi a lui serve solo ed esclusivamente per stare sui media e tenere il pallino sulla sua persona. Ringraziamo Michele È ridicolo Lipani. tutto questo. Ringraziamo Lipani, la linea alla redazione centrale. Grazie anche da parte mia.